Il dipendente irregolare rimane gravemente ferito, i titolari lo scaricano come un rifiuto sulla strada. Un episodio di una barbarie inaudita accaduto proprio a Bassano. Un uomo e una donna devono rispondere di omissione di soccorso e lesioni personali colpose in concorso. È stato risolto in breve tempo il giallo della persona trovata abbandonata e sanguinante in via Cadolfin vicino al San Bassiano, di cui vi abbiamo raccontato nei nostri TG. Si tratta di un 56enne di origine indiana residente in Campania, vittima di un serio infortunio mentre lavorava, senza alcun contratto, in un maneggio di Schiavon. L'uomo sarebbe caduto da 3 metri di altezza provocandosi fratture in diverse parti del corpo. I primi a soccorrerlo sono stati proprio i titolari dell'azienda agricola, 56 anni lui, 48 la compagna. Ma questi, data la sua condizione illecita, invece di chiamare il 118 l'hanno caricato in macchina e l'hanno abbandonato sanguinante vicino alla CMP Arena. Forse colta da rimorso, la donna ha utilizzato il telefono cellulare del ferito per chiamare il 112, fingendosi una passante. Il ferito è stato portato in ospedale e sottoposto a un intervento chirurgico. Fortunatamente è tenuto sotto osservazione, ma non è in pericolo di vita. I militari, con non poca fatica, visto che il 56enne conosce a stento l'italiano, sono riusciti a ricostruire l'accaduto e si sono mossi in collaborazione con i tecnici dello Spisal. All'interno dell'auto della coppia sono state rinvenute evidenti tracce ematiche lasciate dal 56enne sanguinante. Sono stati sequestrati anche i telefoni cellulari degli indagati per verificarne il contenuto e raccogliere eventuali ulteriori elementi a loro carico. Il titolare del maneggio di Schiavon è stato anche sanzionato per aver impiegato un lavoratore subordinato straniero senza aver comunicato l'avvio del rapporto lavorativo e per non aver comunicato all'autorità di polizia di ospitare un cittadino extracomunitario.